Noi abbiamo bisogno di ripensare a un sistema che oggi ha dimostrato tutta la incapacità di reggere rispetto alla vita reale. Noi abbiamo i lavoratori che non si trovano, ma abbiamo anche un sistema che non dà soddisfazione ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori stagionali. Non lasciano dubbi ad interpretazioni le affermazioni di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice del tavolo dei sindaci della Costa Veneta. A 2 anni dal suo inizio la pandemia continua a influenzare i luoghi di lavoro nel litorale veneziano. Le difficoltà a trovare nuovi dipendenti non sono ancora finite, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a soffrire tutto il comparto alberghiero e ristorazione. Hanno di per sé avuto tante difficoltà durante la pandemia. Molto spesso si parla di lavoratori che si sentono dimenticati da un sistema e che hanno avuto anche pochi contributi. Dall'altra un sistema imprenditoriale che si regge su tanti aspetti, ma che oggi fa fatica a trovare i collaboratori e senza i collaboratori non si aprono gli hotel, non si aprono i campeggi, non si aprono gli stabilimenti e non si aprono nemmeno i ristoranti e i bar. Per l'Anesto il governo potrebbe fare molto per aiutare lavoratori e imprenditori, cominciando da una defiscalizzazione tanto annunciata ma mai attuata. Se vogliamo fare un documento, mandarlo allo Stato, al governo, mandarlo a chi effettivamente ha la responsabilità vera in questa materia e chiedere degli accorgimenti. Gli imprenditori sarebbero disponibili ad assumere e a formare le persone e a tenersele se ci fosse un sistema, che oggi non c'è, di defiscalizzazione di alcuni mesi. Quindi si pagano gli stipendi, non si pagano la redditi di cittadinanza, nel frattempo si formano le persone e lo Stato, invece che pagare il reddito di cittadinanza, dà un aiuto all'impresa.